L'Endas Performance 2019 richiamerà al Palazzo Radimini tutti gli affiliati di questo ente di promozione sportiva e non solo, io dico sociale e quant'altro, ne parliamo con la loro responsabile Maria Grazia Sedda. Grandi numeri anche quest'anno. Sì, grandi numeri, abbiamo circa 1000 atleti come quasi ogni anno e in bocca al lupo a loro. Un ringraziamento speciale a tutte le associazioni che ogni anno ci supportano in questa iniziativa e nient'altro che dire, insomma. Lo diciamo noi, diciamo che l'Endas come ente davvero ha grandi numeri che poi si traducono in una piccola parte di quelli che sono gli affiliati in tutta la Sardegna, che daranno vita a una serata particolare dove godremo di ginnastica, danza, fitness, arti marziali e quant'altro. Un impegno che però dura tutto l'anno, Maria Grazia. Sì, assolutamente, tutto l'anno con tutte le altre manifestazioni che vengono organizzate dall'Endas. Siamo impegnati in tutti gli sport e quindi nelle nostre manifestazioni, nelle nostre gare, i campionati che poi hanno tutti carattere regionale, provinciale, regionale e poi le finali nazionali. Un grande servizio per la comunità, un qualcosa che vi onora, perché poi alla fine siete i punti di riferimento davvero per tantissime persone nel territorio. Sì, quello che interessa soprattutto la nostra associazione, il nostro presidente regionale, è fare la promozione dello sport. La gara ci interessa perché comunque è il fine dell'attività sportiva, lo scopo ultimo, però ciò che ci interessa principalmente è l'attività che viene svolta durante l'anno da tutte le associazioni. E appunto l'Endas Performance è la vetrina che mette in mostra ciò che le nostre associazioni fanno durante l'anno. Poche ore quindi al via, domenica 7 aprile 2019, Palazzo Radimini, ore 15:30, ci sarà da divertirsi. Grazie. Grazie a voi, a presto, a domenica.